Patrizia Cormos nell'ultima telefonata al 112 delle 13:48 aveva invocato l'invio di un elicottero. Il doppio India dell'elisoccorso regionale decollò solo alle 14:07 e arrivò sul posto alle 14:13, più di 40 minuti dopo la prima chiamata di soccorso, ma i 3 ragazzi erano stati già travolti dalla piena del fiume 3 minuti prima. Ad 8 mesi esatti dalla tragedia, la Procura ha comunicato l'avviso di chiusura delle indagini avviate sui soccorsi del 31 maggio del 2024, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar furono travolti dalla piena del fiume Natisone mentre si trovavano su Premariacco Beach. Gli indagati per omicidio colposo sono 3 vigili del fuoco in servizio nella sala operativa del comando provinciale e un operatore della sala operativa regionale emergenze sanitarie. Si tratta dei vigili del fuoco Andrea Lavia, 60 anni, capoturno, e degli operatori Luca Mauro, 49 anni, ed Enrico Signor, di 58 anni. Michele Nonino, 40 anni, operatore della Sores, è il quarto indagato. L'indagine della Procura è tutta incentrata sulla gestione del soccorso dal momento della prima telefonata di Patrizia Cormos delle 13:29. Dopo quella chiamata, un altro tentativo andato a vuoto alle 13:34 ed altre 2 telefonate, una alle 13:36, durata 11 minuti, in cui la ragazza avvisava del rapido innalzamento del livello del fiume, e l'ultima delle 13:48, con la disperata richiesta di invio di un elicottero. Secondo la Procura, i 4 operatori, mediante condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza, hanno cagionato la morte dei 3 ragazzi, sorpresi da una piena improvvisa, mentre si trovavano sul greto del fiume Natisone, che li ha trascinati e uccisi per annegamento, dopo essere rimasti in attesa dei soccorsi per circa 40 minuti. Al capo turno dei pompieri Andrea Lavia si contesta di aver disatteso le procedure operative per la gestione delle chiamate di soccorso, secondo cui sarebbero dovute essere inviate le unità più vicine al luogo interessato, e di non aver dato disposizione di chiedere immediatamente l'invio dell'elicottero della Sores, che sarebbe arrivato al massimo in 13 minuti. Ai 2 vigili del fuoco, Luca Mauro ed Enrico Signor, viene contestato di non aver localizzato il punto esatto da cui Patrizia Cormos aveva fatto le chiamate, non comprendendo dunque che in quella situazione l'intervento sarebbe dovuto essere necessariamente effettuato con l'elicottero. All'operatore in servizio presso la Sores, Michele Nonino, gli inquirenti contestano di non essersi attivato affinché tempestivamente fosse inviato sul posto l'elicottero doppio India del soccorso sanitario. L'altro elicottero, il Drago, dei Vigili del Fuoco, era stato fatto decollare da Venezia prima del doppio India, ma arrivò soltanto alle 14:28, un'ora dopo l'allarme lanciato da Patrizia Cormos dal greto del fiume.